ragazza vicino, siamo sposati da 25 anni, abbiamo 3 figli. Così diciamo che dal 2009 la nostra vita è cambiata. un pelino cambiata, tanto che con il 25esimo abbiamo deciso addirittura proprio di cambiare radicalmente, un segno per ricordarci che nel momento in cui Gesù è entrato veramente a far parte della nostra vita non è stata più quella di prima, anche se prima nella vita faceva schifo, anzi. Però ecco, con gioia vogliamo ricordarci tutti i giorni, infatti mercoledì abbiamo fatto il 25esimo, abbiamo cambiato le fedi, proprio perché vogliamo che ogni giorno riusciamo non a ricordare, ma a vivere sempre di più questo cambiamento. Ecco, noi siamo più giovani di come Non di tanto. Annalisa, Emanuele, siamo sposati da quest'anno, faremo 22 anni di matrimonio, abbiamo un figlio, 17, Matteo, e basta, 22 anni, insomma, che per noi, da 12 anni, insomma, la nostra vita è proprio cambiata. Se prima ci ritenevamo una buona coppia, sapete, di quelle, no, che vanno in chiesa la domenica, che educano il figlio alla fede, poi insomma l'incontro con Gesù, c'è proprio Gesù come persona, quindi una presenza viva, reale, così come siamo reali noi due, ha proprio radicalmente cambiato il nostro modo di essere sposi, il nostro modo di essere famiglia, il nostro modo di essere anche cristiani. proprio il nostro cammino è iniziato come il vostro dalla scuola di evangelizzazione, no? Penso che l'avete fatta tutti. Diciamo che è il nostro trampolino di lancio, dove si è passato da una fede, diciamo, acquisita per la tradizione, soprattutto perché i genitori ce l'hanno data, ma a una fede consapevole e vissuta poi quotidianamente. Insomma, questo è stato proprio il cambiamento, no? Rendersi conto che essere cristiani non è solo ricevere, ma anche quotidianamente fare quello che siamo chiamati a fare quotidianamente, proprio l'evangelizzazione, quello che è, diciamo, l'obiettivo delle CFN, comunità familiare di evangelizzazione. Comunità perché c'è tutto il popolo di Dio, dunque non è solo familiare, giusto? È fondata su una coppia di sposi, però dentro ci deve essere tutto il popolo di Dio, perché sennò diventa ancora un altro gruppo, come tanti gruppi che ci sono in parrocchia. Questo è, diciamo, è un monitor, ecco, che viviamo, perché è qualcosa che magari anche è meglio dire quello che bisogna stare attenti, più quello anche che sono le cose belle, perché le cose belle dopo si acquisiscono, ma dove stare attenti, insomma, ecco, la cosa da stare attento è di non far passare questa modalità di evangelizzazione come una cosa che spetta solo a una coppia di sposi, agli sposi, ma è una cosa che parte dalla famiglia, dalla casa, dalla piccola chiesa, ma sono chiamati tutti, il singolo, il vedovo, la vedova, l'anziano, il giovane, tutto il popolo di Dio, parte dalla casa, dalla piccola chiesa. Noi abbiamo partecipato alla primissima scuola di evangelizzazione, perché abbiamo avuto la grazia di vivere, di abitare a Bovolone, quindi di stare a fianco anche di Don Renzo Bonetti, che è l'ideatore, insomma, ha pensato proprio a questa modalità proprio che ci ha aiutato nel capire e nel vivere il nostro essere proprio cristiani. Per cui la primissima scuola di evangelizzazione, compartita con gli avvisi in chiesa dopo la messa, per cui chi è disponibile tra di voi a prendersi a cuore, a cura di chi è lontano dalla fede, quindi di chi non crede, di chi non pratica, di coloro che hanno perso l'entusiasmo della fede. Così è andato avanti, no?
martelli pneumatici per un bel po', e fatto sta che collocata la domenica mattina dalle 9:15 alle 11:15 con incontri quindicinali, si è dato il via da ottobre a marzo a questa scuola di evangelizzazione nel nostro teatro parrocchiale, che tiene all'incirca 250 persone, 230-250 persone, teatro pienissimo, pienissimo. Allora, nel 2000 e... non ricordo se è 2005 o 2000, sì, forse sì, 2005, 2006. Nel 2010 era così, che posti in piedi. Sì, sì, proprio tutto il teatro pieno. La cosa bella era proprio vedere, come diceva Emanuele poco fa, che vi hanno partecipato sì coppie di sposi, ma altrettanti giovani, vedovi, singoli, anziani, insomma veramente, come ha detto lui, tutto il popolo di Dio. Al termine di questa scuola di evangelizzazione, che è quella scuola che ti insegna in 3 parole chi, come, perché, dove e quando evangelizzare. Ok? Siamo cristiani, battezzati, il nostro compito, il nostro dovere è quello di evangelizzare, di guardare appunto alle persone che sono lontane dalla fede. Terminata questa scuola di evangelizzazione, Don Renzo insieme agli altri parroci chiedono la disponibilità a chi l'aveva appunto fatta di sperimentare le comunità familiari di evangelizzazione, e su 250 persone che vi hanno partecipato, un centinaio hanno dato questa disponibilità, ed è stata una risposta veramente fantastica, molto bella, tra cui anche noi due, per cui ci vede, ci chiama e ci chiede di diventare una delle 12 coppie responsabili di altrettante comunità familiari di evangelizzazione. Noi, considerando l'incoscienza un dono grandissimo, ok, abbiamo detto di sì, perché insomma la prima volta non sai niente, non sai, noi abbiamo detto sì, ok, è il nostro dovere, ci sentiamo di farlo, per cui va bene. Quindi 12 comunità sono partite nel 2005-2006, adesso mi sfugge. Siamo partiti proprio in via sperimentale per qualche mese, e poi il mandato ufficiale, che viene sempre dato dal parroco, non è che uno si inventa o dice noi due siamo bravi, possiamo diventare coppia responsabile, no, è il parroco che ti dice Diego, Marta, volete aprire la porta del vostro cuore, della vostra casa ad altri fratelli? E da lì siamo partiti. Sì, ecco, la sua evangelizzazione ci ha insegnato che noi siamo l'avamposto, no, dell'evangelizzazione. Mi ha dato nuovi occhi, no? Prima per me era responsabilità del parroco andare in cerca, fare questo lavoro, no? Invece ho imparato che siamo noi in trincea tutti i giorni nel lavoro, tra i nostri amici, parenti, siamo a contatto veramente con chi, appunto, come diceva Annalisa, è lontano dalla fede, ha una fede tiepida, è arrabbiato con il Signore, e che toccano. Dobbiamo dare una mano ai nostri parroci, dobbiamo far sentire la parrocchia una famiglia grande, ed è un'altra cosa che ha fatto per me, ho sentito forte il discorso che da questa scuola di evangelizzazione la mia famiglia, la nostra famiglia si è veramente aperta, è diventata la mia parrocchia, che prima vedevo più come un ente che elargiva servizi sacri, no? La comunione, i vari sacramenti, no? Invece è diventata la mia famiglia, la nostra famiglia. Cioè adesso sento veramente il bisogno di aiutarla, sento veramente che questo è compito mio, non è solo il compito del parroco, è anche compito mio. Siamo arrivati diversamente, cioè noi è stato prima quel cambiamento che vi dicevamo, che è stato un seminario che adesso si svolge in un weekend, si chiama Ecco lo Sposo, nel quale
abbiamo capito che cosa siamo come coppia cristiana. Se prima c'era solo questo, ma che differenza c'è tra voi e una coppia che si è sposata civilmente? Ma in mente avremmo detto, perché ho ricevuto la benedizione di Dio, anzi senza probabilmente, nel senso che Dio rappresenta le nostre donne, e soprattutto abbiamo faticato per 20 anni da soli nel costruire con tantissima tenacia un amore che alla fine è arrivato a adesso un amore che non litigava, che ci si voleva bene, che c'era pace in famiglia, finché a questo weekend abbiamo trovato Don Renzo che si è detto Dio vi tolga la pace, perché ho detto ma come? 20 anni di sudato lavoro, perché dobbiamo togliercela questa pace? Perché in effetti ci ha fatto capire che eravamo fermi, pensavamo che stavamo camminando, in realtà eravamo in piazzola di sosta, le macchine ci passavano avanti a velocità supersonica. Dopo questo lì è successo, per noi è stato un travolgimento della vita ed è stato così bello che abbiamo detto questa non è un'esperienza bella ma dopo si torna alla normalità, e così è stato, non siamo più tornati a quello che eravamo prima. E dopo questo ci hanno detto fate la scuola di evangelizzazione, e lì è stata un'altra doccia fredda, perché noi che abbiamo sempre lavorato in parrocchia, noi siamo sposati all'oratorio perché siamo nati, cresciuti, conosciuti lì a 14 anni, sposati lì. Io so bene come si evangelizza, mi dà una dritta, ma è stata una doccia incredibile, perché insomma per noi anche evangelizzare era comunque vivere bene, comportarsi bene, vado al lavoro, insomma ho un buon rapporto con gli altri, queste cose qua. Io e i figli ormai erano grandi, quindi ho cominciato a fare il catechismo, non sono in chiesa, insomma più di così, mi ero andata a chiedere di più, no? E ci abbiamo capito che questa non è evangelizzazione. Evangelizzare è amare il fratello, pregare per lui, e la preghiera non è una preghiera di una sera, di una settimana, può durare mesi la preghiera del fratello, è accompagnarlo, è servirlo. Queste cose per noi erano, non che noi non servissimo, ma se capitava faccio un piacere, non lo neghiamo a nessuno, però andare a cercare per esempio il bisogno del vicino di casa mi è venuto in mente. Andare a telefonare e seguire una persona che sappiamo che è in difficoltà, per noi non, se capitava, se lo chiedeva. E poi il passo ulteriore, dopo di questa ci hanno chiesto di aprire casa alla CFE, e li ancora più incoscienti di loro, perché noi proprio eravamo appena aperto gli occhi. Abbiamo detto, ma se il Signore ce lo chiede, saprà Lui cosa ci sta chiedendo. Abbiamo aperto casa e per me è stato anche lì un cambiare giorno per giorno, e soprattutto un aprire casa a una comunità, non agli amici con i quali ci troviamo e alla fine siamo bene insieme, formiamo un bel gruppo, siamo in sintonia. No, a casa nostra poteva entrare chiunque, era accolto chiunque, ed è arrivato il momento tra l'altro in cui noi insomma abbiamo i figli grandi, il più grande ha 21 anni, e abbiamo sperimentato che cos'è la maternità e la paternità spirituale. È una cosa bellissima. Io come mamma, insomma, veramente quando a una mamma non ha più i figli piccoli, vedi che anzi cominciano a uscire di casa, senti che si crea un vuoto, e quel vuoto è stato non riempito di più, perché accogliere le persone, anche è successo con dei fidanzati, è successo con una signora vedova, con delle altre persone che abbiamo particolarmente seguito per vari problemi, per varie cose, era come avere dei figli. Per me è stato bello anche che anche i figli l'hanno notato questo, perché subito, soprattutto il più grande, che ho mosso come papà, e lei l'aveva anticipato, e quando arrivava un quarto alle 9 lui spariva, dopo tornava giù dopo. Invece un po' alla volta
stava lì, salutava, dopo rimaneva anche in pigiama, dopo un po' si fermava anche a fare due chiacchiere, chi arrivava. Anche per loro è stata una maturazione vedere gente, non solo di amici, ma gente che un giorno arrivava una persona nuova, l'altro giorno una persona nuova, sempre gente nuova che entrava in casa, quello è stato anche per loro un momento di crescita. Sì, anche per noi la maternità, la maternità e paternità spirituale è uno dei doni proprio più grandi che il Signore ci ha fatto. Abbiamo detto abbiamo un figlio di 17 anni, non perché volevamo avere solo un figlio, anzi nei nostri progetti così umani, no, c'era proprio sempre stata il pensiero e il desiderio di avere una famiglia numerosa. Siamo 3 fratelli e 5, insomma. Comunque volevamo una famiglia numerosa, per cui dopo 4 anni, nei primi 4 anni di matrimonio abbiamo deciso di avere il primo figlio. È arrivato subito Matteo, per cui gioia grande. Passano altri 4 anni e diciamo bene, adesso siamo pronti per il secondo figlio, che però non è mai arrivato. Per cui questo ha creato in noi una grandissima sofferenza. Abbiamo sofferto tantissimo, ce la siamo presi con il mondo e anche con Dio, perché ci chiedevamo: ma perché Dio fai questo a noi due? Noi che sai che desideriamo così tanto volere una famiglia numerosa, ci privi della gioia di avere altri figli. Per cui era quel periodo in cui si sentiva la mamma che abbandona il figlio nel cassonetto delle immondizie, piuttosto che l'altra che decide di abortire, piuttosto che, insomma, e anche il fatto, ma quando si sentiva qualche coppia di amici, sapete, aspettiamo un bambino, aspettiamo il secondo, aspettiamo il terzo, gioia grande, però nello stesso tempo nel cuore trovava spazio anche la sofferenza. Ma i nostri piani non sono, i nostri progetti non sono quelli del Signore, le nostre vie non sono le sue, per cui arriva questa meravigliosa esperienza delle comunità familiari di evangelizzazione che ci ha permesso di aprire, di allargare proprio il nostro cuore a tanti figli spirituali, per cui abbiamo scoperto veramente qual era il progetto che Dio aveva per noi due, e quindi scoprire proprio questo amore che fa allargare veramente il cuore. Non so come descriverlo, però senti proprio il cuore che si allarga a dismisura, per cui il bene che vuoi a Matteo è il bene che puoi volere a tutti i fratelli che con noi hanno condiviso appunto questa esperienza, e li senti ed è un amore, lo senti che è vero, perché ti preoccupi per loro, per cui quel martedì che non entrano in casa tua perché magari avevano da fare, si sono dimenticati di telefonare, caspita, perché stasera non è venuto, perché siamo qua che lo aspettiamo come un figlio, no? Quando sei lì che lo aspetti in casa e non arriva, cosa fai? Ti preoccupi? Ecco, è la stessa cosa, quindi uno dei doni veramente più belli è proprio questo. E poi anche la fede che abbiamo visto crescere in nostro figlio, in Matteo, anche se non ha partecipato rarissimamente agli incontri di comunità familiare, però lui andava a letto, poi alla mattina era sempre pronto a dire: sapete, mi sono addormentato mentre tu mamma stavi dicendo che, oppure mentre cantavate quel canto allo Spirito Santo. Vuol dire che ascolta, vuol dire che riceve, e poi lo vedi insomma nella crescita. Insomma, adesso è grande, insomma, fa 18 anni quest'anno, insomma, però vedi proprio come anche lui è cresciuto attraverso questa esperienza. Adesso noi andiamo un po' a braccio, però se avete domande, perché sicuramente avrete tanti dubbi più che tante certezze, ecco. Dunque fatecele, perché per noi viene molto naturale, Sì. perché sappiamo quello che abbiamo vissuto.